Villa Ceresa, poco distante da via Giustizia, a Mestre, dopo i bivacchi esterni, gli sbandati sono entrati nell'edificio storico imbrattando pareti e rubando estintori per poi usarli come arieti. Indetto per lunedì prossimo un altro sciopero del trasporto pubblico locale che renderà anche a Venezia complicati i collegamenti e la mobilità in città con i mezzi pubblici. Nessuna sorpresa dal Consiglio di Stato sul tema delle concessioni balneari e demaniali, devono andare a gara. Subito la conferma arriva con una sentenza pubblicata il 30 aprile. A una settimana dall'entrata in vigore del contributo d'accesso arrivano 6 denunce per gli organizzatori della manifestazione non autorizzata del 25 aprile. Il biglietto d'accesso a Venezia per certi versi certifica il suo passaggio da città a parco turistico a pagamento, un pensiero diffuso tra i residenti come per Gualtiero Dall'Osto, uno dei pochi mascareri ancora attivi. Dalla salute all'economia, al lavoro, i diritti, la CGIL ha organizzato 2 giorni di eventi con personaggi di spicco per discutere e trovare soluzioni concrete alle problematiche veneziane. Banca degli occhi e dei tessuti, 2 eccellenze venete al primo posto in Europa per il loro contributo alla ricerca e alla cura di pazienti con patologie gravi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con i vandali che hanno operato a Villa Ceresa, poco distante da via Giustizia, a Mestre. Dopo i bivacchi esterni, gli sbandati sono entrati nello storico edificio imbrattando pareti ed utilizzando gli estintori come arieti. Vediamo. 2 atti vandalici in 2 giorni, ad essere presa di mira Villa Ceresa, e ci troviamo ancora una volta a pochi passi da via della Giustizia. Il primo nella notte tra domenica e lunedì, quando i vandali armati di bombolette spray hanno imbrattato le pareti. Il secondo la notte seguente, per portare via alcuni estintori usati poi come arieti per infrangere 2 pensiline delle fermate a CTV lungo via Miranese, la serranda di un negozio e diversi contenitori per la spazzatura. Immediato l'intervento della polizia locale per chiudere l'accesso in attesa di trovare una soluzione definitiva per la villa, un tempo sede di eventi e dell'assessorato alla mobilità, ma ora lasciata all'abbandono. Questo parco di Villa Ceresa è un parco meraviglioso, curato nei minimi particolari e dirò di più, di recente sono stati sostituiti tutti i punti luce, circa sono 24, che hanno migliorato la visibilità e quindi l'aspetto di sera sulla deterrenza viene meno. È certo che questa situazione va, controllata minuziosamente. La polizia locale sta facendo un lavoro importantissimo, quindi l'asse di via Giustizia è controllato sistematicamente. La villa è entrata nel 2018 nel piano di vendita di IVE, la società immobiliare del comune, ma ad oggi ancora non è arrivata una proposta considerata valida. Il presidente della municipalità di Mestre, Pasqualetto, aveva pensato a una mensa per i poveri, ma Tagliapietra commenta. La villa è tutelata dalla soprintendenza, quindi l'organo che sovrasta ovviamente questo edificio e che deve avere il controllo da parte di una potenziale vendita è sicuramente la soprintendenza. Quindi noi ci sono delle valutazioni, c'è un momento di dialogo. Stiamo a vedere. Io ricordo molto bene quando qui a Villa Ceresa c'era la festa dei fiori, quindi riportare per questa comunità un momento importante, ma non solo questo momento importante, anche altri momenti per farla rivivere. Ancora uno sciopero del trasporto pubblico locale in Laguna, i lavoratori incroceranno le braccia per il rinnovo del contratto, la mobilitazione parte dall'Unione Sindacale di Base per lunedì prossimo. È in arrivo lunedì un altro sciopero del trasporto pubblico locale che renderà anche a Venezia più complicati e difficili i collegamenti del trasporto pubblico e la mobilità in città con i mezzi pubblici. Lo sciopero dei trasporti, proclamato da USB a livello nazionale, durerà 24 ore per tutta la giornata di lunedì. Il settore più delicato è come sempre quello dei collegamenti acquei in Laguna, in particolare con le isole. USB non smetterà mai di lottare per un salario adeguato al caro vita e per la sicurezza dei posti di lavoro. 2 argomenti che vanno ad incidere profondamente negli equilibri tra la vita privata e il lavoro stesso. Da troppi anni diciamo che il contratto degli autoferrotravieri è fermo e mancano politiche lungimiranti. Per questo invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a scioperare il 6 maggio
La vittoria al TAR di USB contro le prestazioni del ministro Salvini dimostra che non va sminuito il potere della protesta e che si può e si deve difendere il diritto allo sciopero. Sicuramente ci saranno da mettere in conto dei disagi, ma trattandosi di uno sciopero più lungo e non solo di poche ore, agli utenti andranno garantiti almeno i servizi minimi previsti per legge, ad esempio i collegamenti con le isole. La protesta riguarda il trasporto pubblico, perciò non verrà coinvolta ad esempio Aria Luna, che assicurerà regolarmente tutte le tratte, compreso il collegamento dal Lido all'ospedale civile di Venezia e per l'aeroporto. In Veneto è esclusa dallo sciopero la società Mobilità di Marca di Treviso. Una sentenza del Consiglio di Stato chiede ai comuni di indire subito le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari, rispettando così le norme europee. Tutto nasce da una sentenza del Consiglio di Stato che boccia il ricorso presentato dal gestore di una spiaggia a Rapallo in Liguria. Stop alle proroghe per le concessioni balneari dunque e via libera subito alle gare in regime di vera concorrenza. I giudici hanno preso spunto dai provvedimenti della Corte di Giustizia europea e sanciscono che i comuni non possono più andare avanti a colpi di deroghe, facendo scadere tutte le concessioni il 31 dicembre 2023. E così molti comuni si starebbero comportando di conseguenza, applicando le norme europee, come Jesolo, Cavallino Treporti o Caorle. La politica ora è scaduto ieri sera alle 20 il termine ultimo per depositare le liste per le 5 circoscrizioni in vista delle elezioni europee. Quella dell'Italia nord-orientale è formata da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Con l'annuncio di Giorgia Meloni a seguire in ordine di tempo quello di Carlo Calenda, sono 4 i big capolista in tutte le circoscrizioni d'Italia. A nord-est Giorgia Meloni, detta Giorgia, traina la lista di Fratelli d'Italia. Dopo di lei l'eurodeputato vicentino uscente Sergio Berlato, al terzo posto la deputata Alessia Ambrosi, nata nel Veronese. Tra i veneti Fratelli d'Italia schiera l'assessore regionale all'istruzione e formazione Elena Donazzan e il consigliere regionale veneto Luca Spavanetto. Primo della lista di Forza Italia il segretario nazionale Antonio Tajani, partito che schiera al terzo posto il deputato e coordinatore regionale Flavio Tosi. Tra i veneti troviamo Cristina Andretta, ex primo cittadino a Vedelago, ed Isabella Dotto, già assessore a Vicenza. La Lega ha come capolista il veronese Paolo Borchia, eurodeputato uscente. Per il Veneto schiera la veneziana Rosanna Conte, i trevigiani Alessandro Manera ed Alessandra Basso, la padovana Arianna Lazzarini e la vicentina Morena Martini. In testa alla lista del PD c'è invece il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, riconfermati gli uscenti Alessandro Zan ed Alessandra Moretti, in pista anche Andrea Zanoni. Azione punta su Carlo Calenda, con lui dal Veneto in lista l'imprenditore padovano Carlo Pasqualetto ed il padovano sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello. Sabrina Pignedoli, eurodeputata uscente, è capolista per il Movimento 5 Stelle. Con lei ci sono il fondatore di Banca Etica Ugo Biggeri e lo storico attivista pentastellato vicentino Andrea Bardin, oltre all'opitergina Maria Angela Ferri. L'unica veneta capolista nel nord-est per Alleanza Verdi-Sinistre Cristina Guarda, consigliera regionale nata a Cologna Veneta. Debutta come candidato alle europee il veronese Vito Comencini, ex deputato della Lega, che corre in Libertà di Cateno De Luca, capolista con altri 19 simboli. Forza Nuova schiera come capolista il segretario nazionale Roberto Fiore, che candida nel nord-est il veronese Luca Castellini, vice segretario nazionale. Stati Uniti d'Europa schiera 2 veronesi, Davide Bendinelli, sindaco di Garda in quota Italia Viva, e per Più Europa Giorgio Pasetto. In corsa anche le altre liste: sul Tirolo Volkspartei, Alternativa Popolare, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare, il Partito Animalista, Italexit, Pace Terra Dignità e Italia dei Diritti De Pierro. Seconda in lista per Forza Italia, la circoscrizione nord-est, l'assessore triestino Sandra Savino, che oggi ha toccato anche il tema dell'autonomia del Veneto. C'è la necessità di non lasciare indietro nessuno, cosa che il governo sta assolutamente tenendo in dovuta considerazione, però il percorso sull'autonomia è un percorso irreversibile. Nel 2019 aveva totalizzato 8.369 preferenze Sandra Savino, membro della Giunta Comunale di Trieste con la delega alle politiche per il territorio. Quella volta arrivò terza dietro a Silvio Berlusconi ed Irene Pivetti. Ora l'assessore triestino ci riprova ed è seconda dopo Antonio Tajani nella lista di Forza Italia
Italia alle prossime europee per la circoscrizione del Nord-Est. Tra i punti sottolineati oggi la determinazione del governo di andare avanti con il percorso dell'autonomia. Si deve procedere convinti. Se vogliamo tenere in giusta considerazione la volontà popolare, è chiaro che il Veneto in questo caso particolare si è espresso molto chiaramente richiedendo l'autonomia e perciò è un dovere portare avanti l'autonomia del Veneto. Con la vittoria del centrodestra alle politiche del 2022, Savino è anche sottosegretario di Stato al MEF, affiancando così il ministro Giorgetti. Pesante, spiega, il buco creato sui conti dal super bonus 110 che potrebbe imporre nuovi tagli di spesa. Ci sono oltre 220 miliardi di debito su questo super bonus che è stato sfruttato in modo, se vogliamo, anche talvolta non corretto, e ciò porta ad un appesantimento sicuramente del bilancio dello Stato. Proprio in questo DEF infatti il Ministro, tra l'altro attendendo la nuova governance europea, i nuovi sistemi di bilancio dettati dall'Unione Europea, dovrà tenere in considerazione soprattutto questo elemento, che è un elemento che pesa evidentemente. 6 denunce per la manifestazione non autorizzata il 25 aprile contro l'entrata in vigore del contributo d'accesso a Venezia, un corteo formato da 300 persone. A 3 giorni di distanza sono arrivate le denunce per 6 organizzatori. Alla questura avevano comunicato di voler manifestare con un presidio fisso, invece il gruppo si è spostato attraverso il centro storico fino a Campo Santa Margherita, tanto è bastato per accusarli di mancata autorizzazione. Ed il contributo d'accesso a Venezia continua a far discutere, un primo passo verso la trasformazione della città a parco turistico a pagamento, pensano molti residenti, tra questi anche Gualtiero Dall'Osto, uno degli ultimi mascareri ancora attivi in città. Mi sembra un colpo di grazia che dà simbolicamente, che dà cioè non torniamo indietro, non c'è la volontà di affrontare il problema da un altro punto di vista. Forse è difficile spiegare appieno che sensazione si provi ad essere fermato sulla via di casa e dover dimostrare l'esenzione da un biglietto a pagamento per entrare nella propria città. Dal giorno della festa di San Marco questa sensazione la possono provare i 49.000 residenti rimasti a Venezia. Gualtiero Dall'Osto è uno dei pochi mascareri ancora attivi in città. Siamo arrivati a una specie di epilogo dove la città è stata in qualche modo svuotata perché le scelte politiche non hanno fatto sì che venisse riabitata, e ci abbiamo messo questo biglietto di accesso che simbolicamente per me è un po' come un toccare il fondo di una situazione. Dal comune dicono per 60 anni non si è fatto niente, noi siamo i primi che stanno provando, seppure in via sperimentale, a trovare una soluzione al turismo di massa a Venezia. Fare qualcosa, bisogna cominciare ad avere rispetto per chi la abita, secondo me, e per chi lavora e per chi fa in modo che questa città sia ancora una città viva di cittadini, insomma. Originario della provincia di Vicenza, Gualtiero Dall'Osto si è trasferito a Venezia nel 1978 per la piega che hanno preso gli eventi, un'era geologica. Io quando sono arrivato qua ho trovato una Venezia piena di artigiani, di artigianato artistico, di operatori, di vita che pullulava insomma nelle vie e nelle calli, di profumi, di odori, di mestieri e di saper fare che in qualche modo è stato fatto fuori, insomma, è stato lasciato morire. Anche attorno alla bottega e al laboratorio di Gualtiero si vedono saracinesche abbassate, senza un'economia alternativa al turismo, senza abitanti. Se l'obiettivo è fatturare ancora dai turisti, dice, non mancano altre strade. Le soluzioni per avere dei soldi dai turisti credo si possano trovare e basta un po' di fantasia, ma il biglietto, il ticket, veramente io da abitante di questa città lo soffro in una maniera molto particolare. E per cercare di trovare delle soluzioni concrete ai problemi di Venezia, la CGIL ha organizzato 2 giorni di eventi. Sanità, lavoro, diritti sono alcune delle tematiche che si affronteranno il 10 e l'11 maggio nella prima edizione di Indomita Pace, Lavoro, Diritti e Musica, organizzata dalla CGIL di Venezia Forte Marghera. Abbiamo scelto di costruire 2 giorni di dibattito, di confronto, di discussione su temi fondamentali. Lo faremo aprendo i lavori con il nostro segretario generale Maurizio Landini, per poi proseguire su importanti temi come quello della salute,
delle politiche industriali, del lavoro povero, della democrazia. Saranno ricordati 100 anni dalla scomparsa di Matteotti. Si affronterà il tema della salute, per cui il sindacato ha consegnato oltre 20.000 firme all'assessore alla sanità. E ancora ZLS, l'abbandono di Eni da Porto Marghera e l'assenza, evidenzia la CGIL, di strategie concrete per il rilancio del porto commerciale. Il tema della democrazia è sicuramente per noi centrale, la qualità delle nostre istituzioni, la qualità del sistema democratico, come i processi democratici fanno le scelte e come queste scelte poi rispondono anche realmente ai bisogni dei cittadini. L'obiettivo è quello di aprire la Camera del Lavoro al territorio, aprirla alle migliori idee, a coloro i quali vogliono contribuire ad un progetto di cambiamento della nostra società, un cambiamento del nostro territorio che oggi vive una condizione di grave difficoltà, di lavoro precario, di lavoro part-time, di sfruttamento delle donne. Una 2 giorni ricca di appuntamenti anche musicali e per i bambini, con tantissimi interlocutori di spicco, che si concluderà con l'intervento di Laura Boldrini e Roberto Fico. Banca degli occhi e banca dei tessuti, positivo il bilancio tracciato oggi a Palazzo Balbi. Sentiamo. In Italia il 60% delle cornee utilizzate per i trapianti e per ridare la vista ai malati vengono da Zelarino, dove c'è la sede della Banca degli Occhi, un ente unico in Europa, punto di riferimento nel nostro paese, con molti primati, e collegata a questa fondazione c'è la Banca dei Tessuti, nata in Veneto con il compito di trovare, raccogliere, conservare e distribuire tessuti per utilizzarli in vari tipi di patologie, oltre che promuovere la ricerca in questo ambito. In Veneto è fortissima la cultura della donazione, che viene da lontano, ma a fare la differenza è la procedura che il Veneto si è data. Perché il Veneto si è dotato della famosa rete trapianti, perché ripeto, molte regioni ci sono un sacco di circoli di volontariato, di gente che vuole donare, scrive degli atti, lo scrive al comune, lo racconta al parroco, lo dice a tutti, ma alla fine non si fa nulla, perché materialmente poi non si sa a chi rivolgersi nel momento in cui il soggetto passa a miglior vita. Banca degli occhi che entra in gioco ad esempio quando qualcuno soffre di maculopatia. Parliamo di circa 1 milione di persone, di cui 150.000 ammalate in forma grave. La buona notizia è che la Banca degli Occhi è stata autorizzata dall'Istituto di ricerca americano di Bethesda, massima autorità mondiale, per entrare in uno studio con 15 pazienti che riceveranno cellule staminali per ricostruire il primo strato della retina, e saranno pazienti anche italiani. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione scivola progressivamente verso i Balcani. Venerdì 3 maggio tuttavia il tempo sarà ancora instabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi con precipitazioni dapprima sparse, poi via via più diffuse un po' ovunque. Fenomeni intermittenti nel corso della giornata. Neve sui 1500-1800 metri sulle Dolomiti, dai 1800-2100 metri sulle Prealpi. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, avremo piogge ovunque, in genere deboli, localmente moderate. Quota neve tra 1600 e 1800 metri. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, come ci indica la grafica. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.